Buongiorno a tutti, sono Nicola Freddo della Regione Veneto, della direzione ICT Agenda Digitali. Attendiamo un attimo che i nostri colleghi si colleghino al webinar, un webinar dedicato alla dichiarazione di accessibilità, uno degli obblighi a cui dovremo adempiere entro il 23 di settembre. Prima di iniziare a condividere le attività della giornata di oggi, sono con noi Eleonora Galesso e Federica Broccali che ci aiuta alla regia. Il webinar verrà registrato in modo che possiate rivedere i contenuti del webinar anche nei prossimi giorni. Verrà condiviso sulla pagina principale della MyExtranet, il portale regionale dedicato alla competenza digitale e alla collaborazione. Attualmente trovate disponibili il link all'iscrizione, la locandina con i contenuti della giornata di oggi e abbiamo messo a disposizione anche dei materiali, le slide e anche i documenti che vi verranno illustrati durante la giornata di oggi. Vedo che stanno ancora aumentando il numero di partecipanti, quindi appena si stabilizzano iniziamo. Avete a disposizione la chat per proporre le domande, vi chiediamo di scriverle già in modo che possano essere viste dai nostri esperti e poi anche così rimangono memorizzate e abbiamo la possibilità di rispondere e di mettere a disposizione anche in un secondo momento. Bene, io partirei, sono le 11:04. Condivido la presentazione e iniziamo. Eleonora, si vede, e Federica, datemi conferma che si vede tutto bene. Si vede. Grazie. Allora, benvenuti a tutti. Iniziamo oggi un webinar informativo sull'accessibilità, come fare la dichiarazione annuale per l'accessibilità dei siti web delle pubbliche amministrazioni. Ricordo che la scadenza è il 23 settembre 2022. È una scadenza annuale, quindi è ricorrente. Oggi analizzeremo alcuni punti, gli obblighi normativi, facciamo un piccolo riepilogo, le responsabilità degli RTD, come fare il form AGID. La collega Eleonora spiegherà quali sono le modalità di compilazione del form e poi daremo una proposta operativa. Per poter arrivare alla compilazione del form occorre una serie di azioni che verranno illustrate. Per far questo vi metteremo a disposizione dei materiali, degli strumenti. C'era una parte dedicata ai consigli per l'autoformazione, una sezione specifica sul MyPortal 3, il prodotto regionale, e poi daremo spazio alle domande e le risposte. E daremo delle risposte. Ricordiamo insomma che ci sono una serie di obblighi normativi. Gli obblighi di transizione digitali previsti dal piano triennale per l'informatica in merito all'accessibilità sono principalmente 3. Entro il 31 marzo è necessario pubblicare gli obiettivi di accessibilità sul proprio sito e spero che tutti abbiate adempiuto. Il 23 di settembre c'è la necessità di pubblicare una dichiarazione di accessibilità per ciascuno dei propri siti web e delle applicazioni mobile. E il 23 dicembre di quest'anno è la prima volta che c'è questo obiettivo, adeguare i propri siti web rimuovendo tra gli altri gli errori relativi ai 2 criteri di successo più frequentemente non soddisfatti nel sito. Per le amministrazioni centrali, le regioni, le province autonome, le città metropolitane, i comuni sopra i 150.000 abitanti, c'è un ulteriore obbligo che è sempre a scadenza 23 dicembre 2022,
in questo caso 2023, l'anno prossimo, quando dovranno comunicare Agid tramite l'applicazione A-Form di Agid che mettono a disposizione l'esito dei test di usabilità del proprio sito istituzionale. Gli obblighi normativi derivano dalla legge 9 gennaio 2024, la cosiddetta legge stanca, che dà le disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e in particolare delle persone con disabilità. Gli ulteriori obblighi sono individuati nelle linee di guida per l'accessibilità degli strumenti informatici in vigore dal 10 gennaio 2020. Come vedete nelle slide ci sono una serie di link per poter arrivare ai documenti citati. Quindi come vi dicevo sono già state messe a disposizione e le potete consultare tutte le volte che vorrete. Ulteriori indicazioni sono presenti in numerosi testi legislativi e sono elencati nelle linee guida stesse, quindi se voi andrete a vedere le linee guida sull'accessibilità, una sezione dedicata a tutta la normativa europea nazionale che regola il tema. Nella Wiki Veneto PA, che è una sezione della MyExtranet, è presente anche un documento master, il quale elenca ulteriori informazioni ed è stato redatto dal GDAS2. Il GDAS2 è un gruppo di approfondimento per il service design, URP e accessibilità, è un gruppo di lavoro tra pari per favorire lo scambio di esperienze e informazioni tra le pubbliche amministrazioni. Chi fosse interessato a partecipare ai gruppi di approfondimento è sufficiente che ci contatti attraverso la mail che avete, da cui avete ricevuto, diciamo, l'invito a partecipare all'evento. Wikiveneto PA, come vi dicevo, è invece un sistema online di raccolta di linee guida che diciamo, si rifà ai pilastri della Wikipedia. Quindi questi sono altri strumenti che potete consultare per avere migliori informazioni. Ci sono delle novità del 2020 che ha esteso alcuni obblighi previsti per le pubbliche amministrazioni anche ai soggetti che offrono servizi al pubblico attraverso siti web e applicazioni mobile e che hanno un fatturato medio negli ultimi anni superiore a 500 milioni di euro. Agid, con la determinazione del 17 di quest'anno, 117 di quest'anno, ha adottato un insieme di linee guida per i soggetti privati e anche il regolamento che disciplina i procedimenti di verifica. E quelli sanzionatori. I tempi di adeguamento per i privati entro il 5 novembre del 2022. Per quanto riguarda invece la responsabilità che riguardano le pubbliche amministrazioni, Agid è stata individuata come soggetto per la vigilanza sugli obblighi di transizione digitale nel codice dell'amministrazione digitale stesso. E quindi è Agid che ha questo compito specifico e nel novembre del 2021 si è dotato di un proprio regolamento per le procedure di contestazione, accertamento e segnalazione delle violazioni in materia di transizione digitale. Questo regolamento si dà, diciamo, gli strumenti e regola gli strumenti di Agid, come procedere per avviare un procedimento ed arrivare fino all'emanazione della sanzione. È un'attività relativamente recente e tuttavia da novembre del 2021 a luglio del 2022 sono già stati avviati certamente preliminari verso 4.900 amministrazioni, 10 ministeri, 19 regioni, 19 enti e 4.800 amministrazioni locali. Naturalmente questi sono accertamenti che riguardano tutte le azioni del piano triennale, non solo quelli dell'accessibilità. E comunque anche da un seminario in cui ha partecipato Caterina Flick, dirigente di Agid, che si occupa della parte dei controlli, hanno rassicurato l'amministrazione che il procedimento di accertamento in realtà non parte subito con l'avvio del procedimento sanzionatorio, ma prima ci sono una serie di accertamenti necessari alla valutazione, vengono chiesti delle notizie, dei documenti attraverso delle PEC e solo dopo che sono trascorsi 90 giorni senza che l'amministrazione abbia dato diciamo, risposta a tutte le richieste di Agid, si sia messa, diciamo, conformata alle richieste, allora solo in quel caso si avvia il procedimento di accertamento. Il regolamento contiene tutte le procedure ed è opportuno per tutti voi di controllarlo. Non è oggetto del seminario di oggi, tuttavia insomma, è importante perché ogni azione
richiesta del piano triennale deve essere rispettata. In questo caso si parla di responsabilità dirigenziale. Dopo questa breve introduzione io darei la parola a Eleonora, che invece vi illustrerà come si arriva alla compilazione del Magid, quali sono i requisiti iniziali e come si compila in maniera vera e propria. Poi passiamo, diciamo, alla parte più operativa di supporto. Prego Eleonora, puoi iniziare. Buongiorno a tutti, io sono Eleonora Galesso e collaboro con l'ufficio dell'RDT per quel che riguarda la compilazione delle dichiarazioni di accessibilità di Regione del Veneto. Allora, come si compila in concreto la dichiarazione di accessibilità? Anzitutto, prima di accedere ci servono preliminarmente due dati, il codice IPA della nostra amministrazione e l'indirizzo email dell'RTD che è stato registrato su Indice PA, Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi. Per poter verificare questi dati si accede a indicepa.gov.it e al menu consultazione e ricerca responsabile della transizione digitale si può inserire, qui abbiamo visto l'esempio di Regione del Veneto, il nominativo, la denominazione dell'amministrazione. Premendo il tasto ricerca ci viene fornita una lista di amministrazioni che possono rispondere al nominativo da noi inserito e a questo punto all'interno della lista noi andiamo a scegliere la nostra amministrazione e in particolare clicchiamo sulla prima iconcina a sinistra tra quelle illustrate, vedete di fianco sulla destra, che è la scheda unità organizzativa. E nel caso l'ente non fosse stato preventivamente registrato su Indice PA, c'è un link da seguire che è servizi enti, accreditamento enti, in quel caso poi si seguono le istruzioni a video per l'accreditamento della propria amministrazione. Una volta entrati nella scheda dell'unità organizzativa, si accede ai dati che ci interessano, ovvero il codice IPA in alto, mentre in basso abbiamo l'indirizzo email, non la PEC ma la mail semplice, legata all'RTD, a cui poi Agid invierà tutte le comunicazioni a cui faremo riferimento in seguito. Allora, una volta ottenute le chiavi di accesso, quindi ci colleghiamo al sito form agid.gov.it. In questo caso, se è la prima volta che ci colleghiamo, selezioniamo Radio Button, desidero ricevere una chiave d'accesso e continuando con il tasto avanti, alla mail dell'RTD, aspettate, torniamo un attimino indietro, grazie. Alla mail dell'RTD preventivamente verificata viene inviata una chiave d'accesso. A questo punto ci si ricollega a formagid.gov.it, si seleziona la radio button o una chiave d'accesso, si inserisce la chiave ricevuta e si può fare l'accesso. Ok, passiamo pure. In questo caso ci si apre l'home page del form in cui sono presenti diversi questionari a seconda delle necessità che ha Agid di ricevere comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni. Quelli attualmente presenti riguardano la dichiarazione di accessibilità, gli obiettivi di accessibilità, dopodiché ci sono altri questionari, ad esempio il questionario dell'accesso dei cittadini ai servizi con identità digitale, l'adeguamento ai modelli di design o le comunicazioni degli esiti dei test di usabilità e un questionario legato ad una linea attiva attualmente del PNRR. A noi interessano dichiarazioni e obiettivi di accessibilità in questo momento. Allora, per quel che riguarda gli obiettivi di accessibilità, sono da pubblicare ogni anno all'interno del sito istituzionale. Attenzione, obiettivi di accessibilità vanno compilati una volta per ciascuna amministrazione. Se la vostra amministrazione gestisce più siti web, comunque ci sarà da compilare una volta sola gli obiettivi di accessibilità che verranno pubblicati poi sul sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente, altri contenuti, accessibilità, dati, banche dati e metadati. Si può utilizzare questo form per compilarli. Il form ha 6 sezioni, una dedicata al sito web istituzionale, una ai siti web tematici, una alla intranet, alla formazione, alle postazioni di lavoro e all'organizzazione del lavoro. Per ciascuna di queste sezioni è possibile indicare gli obiettivi che ci si pone e i tempi di adeguamento. Tempo massimo di adeguamento 31 dicembre dell'anno corrente.
Mentre per quel che riguarda la dichiarazione di accessibilità, se la nostra amministrazione gestisce più portali, va compilata una dichiarazione per ciascun sito web o per ciascuna app, nel caso abbiamo anche delle app mobili. Entro il 23 settembre di ogni anno vanno compilate o aggiornate le relative dichiarazioni. Entrando nella sezione dichiarazione di accessibilità, gestione dichiarazioni, abbiamo l'elenco di tutte le dichiarazioni e da qui è possibile aggiornare oppure passando alla sezione nuova dichiarazione, inserire una nuova dichiarazione. Per la nuova dichiarazione abbiamo bisogno di una serie di informazioni relative al sito web a cui facciamo riferimento, il nome, la URL e le specifiche tecniche a cui ci conformiamo. Qui ci vengono date due opzioni. Ricordiamo che la normativa vigente prevede che le linee guida a cui ci conformiamo siano le WCAG 2.1 livello di conformità AA, come previsto dalle linee guida AGID per l'accessibilità. Nella prima sezione ci vengono richiesti, riguarda la conformità o meno del sito. Il sito può essere conforme, parzialmente conforme oppure non conforme, a seconda che rispetti tutti, la maggior parte, oppure che non rispetti i requisiti di accessibilità previsti dalle linee guida. Nel caso di parziale conformità o di non conformità bisogna indicare i motivi di questa difformità. In particolare può essere l'inosservanza della legge 4/2004, un onere sproporzionato oppure il contenuto non rientra nell'ambito della normativa vigente. E per ciascuna difformità vanno inoltre indicate le alternative accessibili che vengono messe a disposizione dall'amministrazione all'utente. La dichiarazione di accessibilità può essere compilata, la valutazione di accessibilità del sito può essere svolta sia dall'amministrazione sia da terze parti e ci si può avvalere o di un modulo messo a disposizione da Agid per eseguire l'autovalutazione oppure di uno dei numerosi strumenti che possono essere riferiti in rete. La cosa importante è che il livello di conformità, come precedentemente detto, siano le WCAG 2.1 livello AA. Dopo avremo modo di vedere alcuni di questi strumenti in caso. L'amministrazione, molto importante, è tenuta a mettere a disposizione un meccanismo di feedback. Di cosa si tratta? Di un canale tramite cui l'utente può segnalare le eventuali difformità rispetto alle linee guida sull'accessibilità o qualsiasi altra difficoltà incontri nell'accesso con tecnologie assistive ai servizi online messi a disposizione dall'amministrazione. Il canale va monitorato perché ci sono 30 giorni di tempo che sono dati all'amministrazione per poter rispondere al cittadino prima che scattino i provvedimenti di cui accennato precedentemente. C'è anche un campo che riguarda la mail dell'RTD che viene compilato automaticamente dal sistema. Nella seconda parte della dichiarazione di accessibilità ci sono altre informazioni generali sul sito web, l'anno di pubblicazione, il CMS utilizzato e se sono stati svolti o meno test di usabilità. L'ultima parte riguarda alcune informazioni generali dell'amministrazione, ovvero il numero di dipendenti con disabilità presenti all'interno dell'amministrazione e le relative postazioni di lavoro, la percentuale di spesa del bilancio destinata all'accessibilità e se è previsto per l'amministrazione i responsabili dei processi di inserimento delle persone con disabilità e nel caso sia previsto se è stato nominato. Ricordiamo che il responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità in genere è previsto per le amministrazioni con più di 200 dipendenti. Una volta terminata la compilazione della dichiarazione si preme il tasto salva bozza che salva il lavoro svolto. A questo punto ci viene abilitato il tasto pubblica che una volta premuto genera la finestra il cui esempio vedete qui sulla slide con un link che viene anche mandato alla mail dell'RTD precedentemente verificata. E questo link va pubblicato nel sito a cui fa riferimento la dichiarazione di accessibilità all'interno del footer obbligatoriamente sotto la voce dichiarazione di accessibilità. Ecco, questo è quanto. Ripasso la parola al collega. Grazie Eleonora. Ho visto che stanno arrivando alcune domande. Mario, se hai occasione intanto di dargli un'occhiata
in modo che poi ci prepariamo per la parte finale. In questa terza parte invece ci occupiamo di quali sono le attività operative per poter compilare correttamente la dichiarazione. Come avete visto, ci sono una serie di informazioni da poter reperire per poter poi compilarla, e molte informazioni sono anche carattere tecnico e in qualche modo bisogna prepararsi. Non è possibile fare una compilazione in maniera, diciamo così, senza una preparazione. Quindi noi vi suggeriamo di seguire un piccolo vademecum che abbiamo individuato in 10 punti. La prima cosa è di creare un elenco di tutti i siti e app. Se sono riferiti al proprio ente, sono tutti soggetti a dichiarazione, quindi non ci sono siti. Una delle domande che troverete anche nelle FAQ a disposizione sul sito dell'accessibilità è proprio questa che si pongono: ma dobbiamo fare la dichiarazione solo sul portale istituzionale? No, è anche per tutti gli altri siti. Quindi è un'operazione molto importante e va individuata. La seconda cosa è di ricordarsi che il responsabile di dichiarazione è l'RTD. Quindi se questa attività diciamo di preparazione delle dichiarazioni è fatta dall'ufficio SIC, del sistema informativo dei comunali, o da un altro, o dall'ufficio di supporto all'RTD, è importante ricordarsi che è l'RTD che poi fa effettivamente la dichiarazione, per cui se si escludono dalle dichiarazioni alcuni siti o alcune applicazioni è bene concordarli con lui. Un'altra cosa importante è analizzare per tempo, e quindi qui adesso abbiamo a disposizione pochissimi, una decina di giorni, quindi è un'attività che va fatta costantemente, e quindi analizzare lo stato di conformità dei siti e delle applicazioni è importante farlo con un certo anticipo. Non è detto che l'analisi sia fatta direttamente dalla pubblica amministrazione, come diceva Eleonora, può essere fatta anche dal fornitore. L'importante è che venga seguita una determinata metodologia. Noi abbiamo messo a disposizione una nota tecnica di conformità che può essere poi messa a disposizione del fornitore di servizi, in modo che possa compilarla e poi fornirla a chi andrà a fare la dichiarazione nel form di AGI. Il quinto punto è definire il meccanismo di feedback. Se posso, una piccola precisazione sulla domanda precedente, raccomandare di conservare le note tecniche o le eventuali relazioni che il fornitore ci consegna per la compilazione della dichiarazione di accessibilità, perché in caso di controllo possono venire richieste da Agid. Certo, infatti adesso dopo ci arriva il punto 6, quindi il punto 5 definisce il meccanismo di feedback e il link di riferimento. Questo è uno dei requisiti necessari per compilare la dichiarazione. Che tipo di meccanismo mettere in atto, daremo alcune indicazioni e suggerimenti. Il punto 6 redige e sottopone la rete di una relazione sullo stato di conformità. Quello quindi è una proposta, è quella di raccogliere in una relazione di sintesi tutte le attività svolte, e in questo caso allegare o citare tutte le dichiarazioni ottenute dai fornitori. Quindi le note tecniche che vengono redatte, i test a cui vengono sottoposte le applicazioni sono da raccogliere, tenere in un fascicolo, e suggeriamo di citarli in questa relazione, in modo che poi anche in questo caso, prima della compilazione delle dichiarazioni, l'RTD ha dato una visione sullo stato di adempimento dei vari siti web. Il settimo, verifica la mail di riferimento in IPA per ottenere il codice d'accesso. Le modalità sono state illustrate da Leonora, è un passaggio fondamentale. Senza l'ottenimento del codice d'accesso non sarà possibile procedere alla compilazione. L'8 compila la dichiarazione sulla base della relazione approvata. Evitate di dare risposte all'ultimo momento, è importante esserci preparati su questa cosa, in modo da avere piena congruità tra quanto dichiarato e quali sono le attività svolte precedentemente. Pubblica aggiorni link sui siti web delle applicazioni. Un obbligo è proprio quello di mettere nel footer il link alla dichiarazione dell'accessibilità eseguita, e infine monitorare le segnalazioni.
avendo definito il meccanismo di feedback e il link di riferimento, è opportuno poi che qualcuno presidi e dia risposta alle segnalazioni che pervengono al sito della pubblica amministrazione. Come vi dicevo, mettiamo a disposizione una serie di materiali per agevolare l'assolvimento degli obblighi, e sono un facsimile per il censimento site app, è un piccolo foglio di calcolo dove riportare le informazioni minime, uno schema di nota tecnica per terze parti per le applicazioni, sono documenti di Word modificabili e personalizzabili a chiunque, un testo per la pagina di accessibilità, gli obiettivi e il meccanismo di feedback. Andiamo a vedere. Scusate, vediamo se riesco a uscire dall'applicazione. Come vi dicevo, abbiamo messo a disposizione una serie di materiali. Allora, l'elenco dei siti sono scaricabili dal sito di MyExtract della Regione Veneto, che vi faccio vedere in questo momento. Allora, nella home page troverete il link al webinar di oggi, quindi il programma, l'evento e i materiali. I materiali portano ad una cartella con la locandina delle slide, e nella sottocartella materiali trovate i vari documenti che adesso andrò a condividere con voi. Il primo è l'elenco dei siti e le applicazioni dell'accessibilità. Come dicevo, è un piccolo file di Excel, niente di complicato, però vi può essere utile. È quello che utilizziamo all'interno della Regione Veneto, quindi saranno una serie di campi, l'URL del sito, la descrizione, l'URL, la dichiarazione di accessibilità, lo stato di conformità, la dichiarazione pubblicata, se c'è necessità o meno di adeguamento, l'anno di pubblicazione, l'anno dell'ultimo aggiornamento, il referente, se avete più siti potrebbero essere referenti diversi, il fornitore, eventualmente se c'è un motivo di esenzione dalla pubblicazione. La stessa cosa vale per le applicazioni, in questo caso ci sarà il sistema operativo, l'URL dello store e così via. L'altro documento che abbiamo messo a disposizione, dicevo, sono le note tecniche, ne abbiamo una per i siti e una per le applicazioni. Le note tecniche sostanzialmente ripercorrono le richieste della dichiarazione, e quindi c'è una sezione con una serie di liste di approvazione, che se qualcuno deve dare conferma, alcune sezioni potete tranquillamente eliminarle se non sono nelle vostre modalità organizzative, gli obiettivi che si propone la nota tecnica, le informazioni del sito, la data di pubblicazione. Queste informazioni le potete quindi fare compilare dai vostri fornitori, lo stato di conformità, eventualmente le modalità con cui è stata fatta la verifica, quindi se è stata fatta una verifica tecnica automatica, se è stata fatta una verifica manuale, il meccanismo di feedback proposto dal fornitore, e niente di più. Quindi anche questo è uno schema di lavoro che avete già a disposizione, che può essere utile per semplificarvi l'attività. L'ultimo documento che elenco dei siti, è il contenuto di quello che andrebbe o potrebbe essere inserito nella pagina di accessibilità. Quindi una sezione, questa è una sezione. Il testo proposto naturalmente fa riferimento a MyPortal, al portale regionale di Regione Veneto, quindi quegli enti che stanno utilizzando MyPortal possono utilizzare il testo proposto. Una prima parte è sulle tecnologie, su come è stato costruito e come sono state valutate le verifiche effettuate. Gli obiettivi di accessibilità. Anche se gli obiettivi di accessibilità sono pubblicati nella sezione amministrazione trasparente, sotto sezione altri contenuti e accessibilità, noi proponiamo che anche ci sia una pagina dedicata nel sito
che contenga la maggior parte, che abbia tutte le informazioni condivise. Eventualmente, se avete già una pagina adeguata la potete linkare direttamente a quell'informazione. E il meccanismo di feedback, come avviene, altrimenti diciamo che l'utente, il cittadino, potrebbe arrivarci esclusivamente attraverso il link della dichiarazione. Quindi sarebbe probabilmente un po' più complicato, e quindi viene descritto specificatamente a quali anche mail vanno inviate. Ogni campo che trovate in parentesi quadra sono diciamo, le informazioni che dovete inserire e aggiornare nel vostro specifico caso. Ritorniamo alla presentazione. Quindi seguendo diciamo, il Premecum, qui avete i materiali che vi possono essere di supporto, e poi ci sono quindi un elenco di strumenti che possono essere, che sono diciamo, essenziali per poter effettuare i test di accessibilità. Se volete, se qualcuno di voi vuole farlo direttamente, dovete aver bisogno di almeno 4 strumenti. Naturalmente se invece queste attività viene svolta da terzi, dovrete in qualche modo verificare che siano stati utilizzati degli strumenti, farvi spiegare a cosa sono serviti e quali sono gli esiti. Ci sono quindi diciamo, un validatore di accessibilità V3C, ce ne sono molti a disposizione, anche molti di gratuiti, alcuni anche alcuni a pagamento. Sono strumenti di rilevazione e di controllo sullo stato complessivo del sito, per esempio, e la rilevazione degli errori. Un Color Contrast Analyzer, cioè uno strumento di controllo del contrasto tra testo e sfondo. Il validatore fa anche questa attività, tuttavia molte volte è opportuno farlo su specifiche pagine e anche verificare, magari verificare prima di procedere a un aggiornamento del sito. Nel caso di MyPortal, per esempio, tutti i temi che vengono messi a disposizione sono stati controllati e verificati. Tuttavia, se poi noi andiamo a utilizzare le personalizzazioni, potremmo non essere più, diciamo, non essere più conformi, quindi è uno strumento importante. Uno screen reader invece è un lettore di contenuti visualizzati sullo schermo, permette di verificare l'effettiva accessibilità del sito, anche da parte in questo caso di solito è utilizzato da utenti con disabilità visiva, ma mi permettono di capire l'esperienza utente, se è corretta o meno. E infine un PDF Accessibility Checker, cioè uno strumento per la verifica dell'accessibilità dei documenti PDF. La valutazione non va fatta solo sul sito, la struttura e i contenuti, ma anche sugli allegati. Anche in questo caso quindi è opportuno avere uno strumento che verifichi l'accessibilità dei documenti PDF. Anche nella loro produzione andrebbe seguita una serie di regole perché questi documenti siano accessibili. Gli strumenti che vi consigliamo di utilizzare, che trovate gratuiti disponibili in rete, sono Maweb++, che poi vi spiego più in dettaglio. È un prodotto realizzato dal CNR ed è consigliato da Agit. VK Color Contrast Checker, anche questo è un prodotto gratuito, open source, ed è disponibile per i plugin di tutti, diciamo, dei maggiori browser disponibili, quindi ce n'è uno per Chrome, uno per Firefox e anche per Edge di Microsoft. NVDA Screen Reader è un altro prodotto, è un lettore di contenuti visualizzati nello schermo, è scaricabile, eseguibile, è un eseguibile che non necessita installazione e diventa un vero e proprio lettore. Infine PAC3 è uno strumento per controllo dell'accessibilità dei documenti PDF. I link che trovate vi portano allo scaricamento. Il prodotto permette di fare un'analisi della struttura dei documenti e verificarne la compatibilità.
Oggi ci concentriamo più su Maui++. L'esempio invece su Pack 3 potete trovare una serie di informazioni nelle slide messe disponibili per l'evento del 2020. All'epoca avevamo analizzato un altro validatore di accessibilità, quindi potete avere un'alternativa a Maui++, si chiamava Ace.it ed era di produzione norvegese, se non ricordo male. E invece ci sono tutte le istruzioni per utilizzare Pack 3, come scaricarlo e utilizzarlo. Quindi vi consigliamo anche di andare a rivedere i documenti degli webinar precedenti. Per quanto invece riguarda ulteriori materiali per la validazione, potete trovarli sul sito della V3C e lo trovate al link che c'è a questa pagina. Dedichiamo un po' di minuti a Mavis++. È un sistema per valutare l'accessibilità dei siti web controllandone il codice HTML e CSS attraverso le linee guida che sono specificate attraverso un linguaggio XML e permette quindi di fare una valutazione diciamo, automatica del sistema. MAUV sta per Multi-Guideline Accessibility and Usability Validation Environment, quindi ambiente per la validazione dell'accessibilità e usabilità attraverso le linee guida messe a disposizione dal V3C ed è stato sviluppato dall'ISTI, l'Istituto del Consiglio Nazionale per le Ricerche. Lo scopo di questo strumento che è stato sviluppato era quello di ridurre i costi di convalida, aumentare la coerenza dell'identificazione delle parti problematiche. Questi strumenti non sono sufficienti per identificare tutti i possibili problemi di accessibilità perché in questo caso è necessario un intervento umano, però ne copre la maggior parte. Lo strumento è raggiungibile al link, scusate, che trovate qui in alto. È possibile valutare sia singole pagine, questo in maniera diciamo trasparente, senza registrazione. Se invece si vuole gestire più progetti, rivedere le valutazioni eseguite e procedere a valutazioni senza inserire dei parametri di ricerca, è possibile salvare dei progetti e questo si fa tramite una registrazione. La registrazione va a utente e passo, niente di più. Le tipologie di progetto, una volta registrati, messe a disposizione, sono la single page, analizza una singola pagina, e il metodo semplificato, simplified, fino a 50 pagine di un sito web e l'analisi di profondità. Il portale, la maggior parte dei prodotti che vengono messi a disposizione per l'analisi sono in lingua inglese e anche questo prodotto non è eccezione. I contenuti sono comunque facilmente intuibili. Nella versione semplificata è possibile analizzare un sito web fino a 50 pagine. Come sapete, l'analisi non è necessario analizzare tutte le pagine del sito web, è possibile fare una selezione proposta dalle linee guida AGI, quindi lo strumento rispecchia quanto richiesto. Oltre all'ARL del sito, i parametri, quindi diciamo il dominio www.regione.veneto.it, il numero massimo di pagine da analizzare, quindi da 1 a 50, la profondità di livello da 1 a 10, il livello di conformità delle WCAG, in questo caso sono le 2.1, e il livello di conformità lo AA. Sono già di default, quindi non c'è da cambiarlo. Con il tasto Create a Project viene lanciato il processo che è visibile nella sezione Your Result, Your Project, e nella prima fase sarà indicato crawler e stealing searching page to validate, quindi non è altro che una ricerca tramite i crawler, che sono dei robottini che vanno a individuare la struttura del sito e una volta individuate tutte le pagine da validare parte l'audit. Una volta che l'audit è concluso sarà disponibile un tasto con il link View Audit e il progetto specifico e viene spedito contestualmente una mail con il report di valutazione in formato PDF alla mail con cui ci si è registrati. Il report è composto da 2 sezioni principali,
Evaluation Overview, quindi una panoramica complessiva della valutazione con riportati il numero di pagine valutate, le percentuali di accessibilità, la completezza della valutazione, gli errori, i warning, quindi i livelli di attenzione e le pagine con più errori. E poi anche la valutazione delle singole pagine. Oltre al link più audit e quindi sono riportati diciamo in maniera statica, è possibile invece vedere gli errori ricorrenti e le regole di riferimento con i link alle WCAG 21 e l'analisi del codice nel portale. Quindi dal portale è possibile ottenere una serie di informazioni che non è possibile vedere nel report. In particolare è possibile analizzare gli errori del codice sorgente, delle pagine, naturalmente è un'attività per sviluppatori. Tuttavia la cosa interessante è che per ogni errore vi è il link alla pagina HTML delle WCAG e anche nei metodi di risoluzione. L'esito del sistema di valutazione ha una percentuale di accessibilità, in questo caso del sito che era stato analizzato nel 92%, e la valutazione della completezza della valutazione è il 89%. Cosa vuol dire? Che l'analisi non ha potuto spingersi oltre questa percentuale, come dicevamo, perché una parte necessita delle attività, diciamo, umane di valutazione. Tuttavia, come vedete, le percentuali in questo caso sono notevoli e possono essere sufficienti per le nostre dichiarazioni. Se volete vi metto, vediamo un po' di tempo se ne abbiamo, vediamo, poi passiamo alle domande e se abbiamo un po' di tempo vi faccio vedere l'esito di una valutazione che ho provato a fare per il sito Agid, così abbiamo un piccolo report. Per le applicazioni mobile invece è necessario valutarle attraverso una norma tecnica che è la N301-549, in particolare l'analisi avviene su punto 11 che è inserito dei requisiti specifici per il mondo mobile. Gli altri punti sono dedicati ai CMS. Nel caso delle applicazioni mobile non è possibile fare la verifica campione come può essere nelle pagine di un sito web e quindi è necessario quindi fare una verifica completa dell'applicazione. Sono diciamo, strumenti ad alto contenuto tecnico e quindi diciamo, non sono a disposizione, diciamo, non è opportuno che vengano eseguiti dall'amministrazione, ma affidarsi direttamente a chi ci fornisce l'applicazione. L'importante è poter diciamo, avere il documento, il report che ci attesta la conformità e l'accessibilità. Se invece vogliamo un po' divertirci, ci sono due strumenti, VoiceOver e TalkBack, che sono integrati negli smartphone, sono degli screen reader e consentono di utilizzare il dispositivo senza guardare lo schermo e possono aiutarci a capire quali sono le difficoltà che hanno le persone con disabilità visiva nell'utilizzo di questi strumenti. Sono persone che li utilizzano normalmente tutti i giorni e quindi è importante che i nostri prodotti e servizi siano adeguati anche alle loro necessità. Questa invece è una sezione che vi mettiamo a disposizione per, diciamo, se volete approfondire l'argomento. L'argomento è molto vasto. Agid e Formez tra novembre 2021 e maggio 2022 hanno effettuato un percorso di appuntamenti informativi dedicato alle buone pratiche, ai siti, contenuti accessibili e fruibili a tutti i cittadini. Il link che trovate alla pagina del sito di Agid, dove ci sono l'elenco di tutti i seminari effettuati e con il link a Formez FPA. Normalmente questi seminari sono sempre disponibili le registrazioni attraverso i canali e quindi se voi andate nel Formez, nel link del canale YouTube Formez PA che trovate qui a lato, avrete la possibilità di usufruire
delle registrazioni. Un'altra fonte di informazione e di seminari messi a disposizione sono quelli della settimana dell'Accessibility che è stata fatta nel giugno del 2022. È un evento sull'accessibilità dedicato a sviluppatori, designer, maker, creatori e editori di contenuti. Tra le registrazioni disponibili, accessibili sempre al canale YouTube e al sito Accessibility Day, ce n'è uno dedicato a MAUP++, quindi anche su quello avete possibilità di fare un approfondimento. Ulteriori risorse sono messe a disposizione da Agid, da Regione Veneto sulla MyEsternet, trovate il link, e abbiamo anche predisposto una guida, è stata predisposta da Eleonora Galesso, nella quale sono anche una sezione importante che specifica le differenze tra obiettivi e dichiarazioni che molte volte si mettono in difficoltà. Una risorsa che non è pubblicata sul canale YouTube dell'Agenda Digitale del Veneto, dove invece trovate il seminario del 2021 e del fatto nel 2021, è questa del 2020. Come dicevo, è un seminario che è stato fatto assieme ad Agid, dove diciamo, vengono ripercorsi i contenuti del seminario di oggi e alcuni approfondimenti su dei prodotti che non abbiamo trattato. Per quanto riguarda il MyPortal, invece, MyPortal è un prodotto che viene messo a disposizione dalla Regione Veneto, è un portale, diciamo il portale istituzionale. Chi utilizza questa soluzione tecnica non deve altro che agire sul footer alle voci accessibilità e dichiarazione di accessibilità che sono già presenti di default. Per il meccanismo di firma è possibile procedere in due modalità alternative nella pagina di accessibilità: l'inserimento di un testo o l'abitazione di un sondaggio. Quando agite sulle pagine, in questo caso è necessario poi ripubblicare il portale. Come avviene la modifica sul footer? Allora, intanto bisogna essere amministratori di portale. Si andrà a agire sul template relativo alla home page. La home page è una pagina particolare per cui è necessario agire non sulla pagina stessa ma sul template. È sufficiente andare nel widget piedi pagina, tra i vari widget disponibili, scorrere fino alla sezione navigazione secondaria e aggiornare la voce dichiarazione di accessibilità con il link fornito da Agid. Quindi nella sezione inserire un indirizzo valido, inserite il link che viene fornito alla fine della dichiarazione come illustrato da Leonora. Per quanto riguarda invece il link accessibilità, è un link che viene, come dicevo, fornito di default, non è strettamente obbligatorio, è un consiglio, cioè avere una pagina dedicata all'accessibilità dove raccogliere il testo che avevamo condiviso prima è opportuno. Di solito la pagina è già, in questo caso si agisce direttamente su una pagina, la pagina è già, diciamo, predefinita, la trovate sotto pagine a livello principale accessibilità, è possibile modificarla col tastino matitina. In questo caso si agirà direttamente sul widget testo libero dove è riportato il testo e potete aggiornarlo con i contenuti che abbiamo condiviso oggi. All'interno del testo libero abbiamo detto precedentemente che c'è il testo relativo anche al meccanismo di feedback. Mi piaceva dedicare 2 minuti ad una possibilità. È una possibilità che attualmente ha dei limiti, per cui non è attuabile, però diciamo è oggetto di approfondimento. MyPortal ha un widget particolare, si chiama sondaggio, che potrebbe essere utilizzato in alternativa all'invio di mail. Permetterebbe un maggior controllo sul tracciamento delle richieste ed eseguire delle statistiche. Come dicevo, ci sono delle limitazioni che sono causate dall'utilizzo di un codice di controllo per l'invio ed è necessario sviluppare ulteriormente il widget. Tuttavia, mi piaceva mettervi a conoscenza di questa possibilità e probabilmente anche in altri portali potrebbe essere utilizzata.
Allora, a destra del menu di disposizione della My Internet, scusate, c'è la voce sondaggi, si crea un nuovo sondaggio, per esempio feedback, accessibilità, e inserire una domanda. La domanda poi permette di dare una valutazione da 1 a 5 sulla possibilità e mettere delle note. È possibile gestire anche il tempo di risposta, entro quanto cioè l'utente può non rispondere più volte al sondaggio e inserire quel sondaggio nella pagina del meccanismo di forma o di accessibilità. In questo caso, in questo caso compare sopra il footer l'immagine feedback di accessibilità. Cliccando sopra, l'utente può, diciamo, procedere alla votazione. Ho, diciamo, terminato la presentazione, adesso io darei spazio, visto che abbiamo pochissimi minuti, alle domande e alle risposte della chat. Interrompo la condivisione per permettermi di guardare meglio la chat e proviamo a dare delle risposte. Eleonora, se hai avuto occasione già di vedere qualcosa, altrimenti cerchiamo di dare un ordine. Allora, io rispondo velocemente a 2 domande. L'ultima, che chiede a quale VCAG devono essere compatibili i siti. Le VCAG attualmente previste dalla normativa sono le 2.1 livello di conformità AA. Questo è quello che dice la normativa. E le linee guida aggiornate. E le linee guida aggiornate. Sì, questo perché le 2.0 erano le precedenti e all'epoca, quando era uscita la prima versione, diciamo, della dichiarazione, era ancora possibile, adesso non è più già dall'anno scorso, quindi le 2.0 erano ancora utilizzabili forse nel 2020. Sì, i requisiti delle 2.0 sono stati assorbiti e ampliati dalle 2.1, quindi se il sito era Sì, in conforme realtà. prima, non è detto che lo sia adesso, perché ci sono dei requisiti molto, molto più stringenti. Ma comunque su una parziale conformità dovrebbe essere rispettata. Assolutamente. Come avrete visto su Maupe, quindi con i controlli dei validatori, esiste una percentuale di rispetto dell'accessibilità. Diciamo che quando le percentuali sono al di sopra del 70%, 75%, possiamo considerare, in realtà è sempre parzialmente conforme, però se andiamo a percentuali inferiori al 50% siamo in una situazione, diciamo, critica. È difficilmente raggiungibile il 100%, in quanto è un processo di continuo, diciamo, miglioramento. Buongiorno, c'è qualche problema con gli utenti? Vedo che non c'è fatta a mio nome. Nel frattempo rispondo ad un'altra Va domanda bene, che questo non è. riguarda la differenza tra gli obiettivi di accessibilità e la dichiarazione di accessibilità. Su MyExtranet, al link che ha illustrato Nicola, trovate una tabellina riassuntiva dei 2 obblighi, che sono 2 cose differenti. Una cosa sono gli obiettivi di accessibilità e un'altra è la dichiarazione di accessibilità. Attenzione, obiettivi di accessibilità entro il 31 marzo, uno per ente, dichiarazione di accessibilità entro il 23 settembre, una dichiarazione per ogni sito web gestito dall'amministrazione. Per gli altri dettagli vi rimando alla MyExtranet, dove la tabellina è abbastanza esplicativa. Va bene, poi dicevo le slide sono tutte disponibili, il link ho visto che la collega sono stati pubblicati, comunque il sito della MyExtranet è molto semplice da ricordare, è myextranet.regione.veneto.it, in home page trovate tutte le informazioni. Un'altra domanda a cui rispondo, come si segue l'aggiornamento della dichiarazione e quali informazioni sono richieste? Allora, la dichiarazione, durante la prima compilazione sostanzialmente si fa una fotografia di quello che è lo stato di conformità del sito. Potrebbero essere fatte delle dichiarazioni anche su siti che attualmente non sono conformi, ma che l'amministrazione poi dovrà in qualche modo rendere a norma. Per cui una volta che vengono fatti gli aggiornamenti necessari a rendere a norma i siti, la dichiarazione va aggiornata specificando appunto se il sito è diventato parzialmente o completamente conforme. C'è poi un dato che ad esempio è quello dei dipendenti con disabilità dell'amministrazione, che può essere aggiornato. Diciamo che la cosa importante è aggiornare la dichiarazione a valenza annuale e quindi serve affinché nel momento in cui il nostro sito evolve naturalmente, perché andiamo a pubblicare materiali, a fare modifiche, non usciamo dai binari di quella che è l'accessibilità, ma continuiamo a tenerlo monitorato e quindi in conseguenza di questo andiamo ad aggiornare la dichiarazione. Sì, Eleonora, infatti diciamo, diciamo, la scadenza del 23 settembre è, diciamo, è il momento in cui si fa un po', diciamo, la verifica, no? Ma naturalmente la modifica e l'aggiornamento può essere fatto
in qualunque momento. Il 23 di settembre è il termine ultimo per analizzare e pubblicare gli aggiornamenti relativi alle modifiche fatte nell'anno in corso, cioè tra il 23 di settembre 2021 e il 23 settembre 2022. Dopodiché è possibile in qualunque momento aggiornarla. Cambia referente, cambia responsabile dell'RTD, cambiate portale, insomma, quindi se voi cambiate portale dovete rifare la dichiarazione, la potete fare immediatamente nel momento in cui avete la nuova fornitura o comunque farlo entro il 23 dell'anno in cui avete fatto il cambio. Chiedono, ora, potete dare maggiori dettagli sull'adempimento del 23 dicembre? Allora, l'adempimento del 23 dicembre è un adempimento nuovo ed è quello che dice che il sito deve essere adeguato diciamo, ai due maggiori errori che si trovano in maniera continuativa. Dedicheremo un seminario, un webinar a questo argomento, visto che il tempo, abbiamo un po' di tempo avanti. Diciamo, ci sono due cose. Uno, che sul sito Agid vengono pubblicati l'elenco dei maggiori errori frequenti. Uno dei seminari della Formez è dedicato a questo tema, quindi potete andare a rivedervi anche quel seminario. E poi un'altra cosa è che usando gli strumenti di valutazione sono anche in questo caso, per esempio Maue lo fa, vengono indicati i maggiori errori in ordine di frequenza, e quindi scegliere i due diventa semplice. Il problema è adeguarsi, quindi analisi, trovare quali sono i maggiori errori e poi provvedere all'adeguamento. Per far questo abbiamo tra l'altro abbiamo anche a disposizione, scusate, abbiamo sì, dicevo l'adeguamento dicevo che la Maue fa questa analisi e trova mette a disposizione quali sono i due errori più frequenti. Per cui insomma, qui direi che forse è il caso di dedicare al tema un seminario specifico. Una cosa molto interessante dei due errori più frequenti, che risponde anche a una domanda che era stata posta in chat, è che effettivamente adeguando il sito e risolvendo i due errori più frequenti, il livello di conformità del sito aumenta di molto, perché si è visto da indagini precedenti che spesso e volentieri risolvendo il 20% degli errori più frequenti si risolve praticamente quasi più dell'80% dei problemi di conformità del sito. Quindi sia a livello normativo sia a livello di esperienza utente, che è la cosa più importante, andiamo a mettere gli utenti in condizione magari di usufruire del nostro sito, di navigarlo tranquillamente, risolvendo una parte, diciamo, minima di quelle che sono le tipologie di errore riscontrate. Minima spesa, massima resa in questo caso. Vabbè, qui le domande sono... dicevo, l'altra cosa che volevo dire è che il PNRR finanzia tra l'altro l'aggiornamento dell'adeguamento dei siti, per cui avete anche a disposizione delle risorse economiche per fare queste attività, quindi è opportuno insomma approfittarne. Spero che sia chiaro la differenza tra dichiarazione e obiettivi. Allora, per quanto riguarda MyPortal 3, il sito è parzialmente conforme, quindi si tratta soltanto di riportare le informazioni che abbiamo condiviso nel documento testo sull'accessibilità e poi agire sui link come insomma, è stato indicato. Sarebbe utile avere in lettura i file sul Google Drive che avete illustrato nel webinar. In realtà i file sono messi a disposizione e quindi li potete scaricare direttamente nella sezione materiali, come vi ho fatto vedere. Eventualmente vi manderemo delle indicazioni se avete difficoltà, ci contattate.
l'aggiornamento della dichiarazione, Eleonora, è sufficiente andare nella dichiarazione precedente, cliccare sulla dichiarazione, giusto, e procedere al cambio delle informazioni, niente Nella di più, sezione giusto? gestione dichiarazioni c'è il tasto proprio apposta per poter modificare le dichiarazioni, poi si procede come nel caso di una prima compilazione, quindi salva bozza e poi pubblica. Una volta premuto il tasto pubblica, ci compare una finestra con il link da poter inserire nel footer, link che verrà inviato anche alla mail dell'RTD del sito. Quindi di fatto l'aggiornamento di dichiarazione si modifica l'esistente, non va creata una nuova dichiarazione. Non va Questo. creata una nuova dichiarazione e il link rimane sempre lo stesso, quindi nel caso sia già stato pubblicato nel footer non è necessario procedere a una nuova pubblicazione perché il footer linkerà automaticamente la dichiarazione aggiornata. Se posso nel frattempo Posso avere rispondere. altre domande? Il modo di autorizzazione messo a disposizione da Agit è cambiato rispetto alla prima pubblicazione? Non mi risulta, il modulo è sempre lo stesso. Purtroppo la mia rete mi ha disconnesso alcuni minuti, vi chiedo. Sull'onere sproporzionato. Allora, nell'ultima pagina delle slide c'è un link alle FAQ del sito Agit, che adesso magari condivido. Vediamo. Allora, ve lo condivido direttamente nella chat, così lo potete già verificare. Comunque, ci sono tutta una serie di informazioni, soggetti che devono adeguarsi alle dichiarazioni. Allora, la dichiarazione ormai è stata allargata a tutti, ai soggetti pubblici e privati, per cui la dichiarazione sono soggetti tutti, anche alle partecipate, cioè non ci sono più esclusioni, quindi da questo punto di vista direi che non c'è più il problema. Per quanto riguarda invece il discorso dell'onere sproporzionato, per esempio, non rientrano tra l'onere sproporzionato i tempi di rendere il sito accessibile, insomma. Quindi non è troppo. Allora, l'onere sproporzionato può essere un onere finanziario, un onere organizzativo, può essere una impossibilità che causa, diciamo, l'adeguamento del sito a erogare i servizi per cui il sito è stato in sé per sé pensato. La cosa importante, rimandando per approfondimento alle linee guida Agid che al paragrafo dell'onere sproporzionato dedicano abbastanza spazio e danno anche tutti i riferimenti puntuali, è che se si fa ricorso all'onere sproporzionato deve essere una motivazione assolutamente ben documentata, cioè non lo faccio perché mi richiede tempo o non lo faccio perché mi costa, non costituiscono in sé motivazione sufficiente e non vengono accettate da Agidi in caso di controllo. Una motivazione potrebbe essere il mio servizio è dedicato a un numero di utenti molto piccolo e per la tipologia specifica degli utenti a cui il servizio si rivolge non è previsto che si rivolga anche ad utenti che necessitano di tecnologie assistive, allora in quel caso documentando bene si può invocare l'onere sproporzionato. Sempre attenzione alla documentazione. Poi scusa, sulle partecipate avevo letto male, in realtà la domanda era se hanno l'obbligo, visto che non hanno l'obbligo della nomina dell'RTD, come procedere. In questo caso diciamo che è una responsabilità dirigenziale e quindi è opportuno che per quel tipo di servizio sia individuato un responsabile. Il problema è la pubblicazione e quindi su questa cosa giustamente se non potete accedere alla dichiarazione come potete farla. Questa dateci un po' di tempo per approfondire con Agid quali sono le soluzioni, perché effettivamente c'è se non c'è l'RTD non avete neanche il link per poter procedere. Per quello che riguarda invece l'esperienza dei social network istituzionali,
possono considerarsi accessibili. In questo caso i social network sono piattaforme esterne che non, diciamo, non avete un controllo diretto sull'accessibilità. Tuttavia stanno migliorando i servizi messi a disposizione, per esempio la possibilità di mettere i testi alternativi alle immagini, e quindi se questa funzionalità è disponibile vi conviene utilizzarla. L'altra cosa è che per esempio sui video c'è la possibilità di mettere i sottotitoli, e quindi anche qui è un'altra opportunità. Magari utilizzate una diretta Facebook mentre la sottotitolazione automatica è opportuna per permettere diciamo, la lettura anche in post produzione dell'evento che avete organizzato. Un'altra nota sui social network. Allora, l'assenza della nomina dell'RTD dell'ente cosa comporta? Intanto la nomina dell'RTD è un obbligo normativo, e quindi rientra tra le necessità dell'amministrazione. Non sta adempiendo un obbligo preciso. Cosa succede? Se Agile comincia a fare quell'attività che ho illustrato precedentemente, ed è quella della verifica dell'assolvimento delle azioni del piano triennale, la nomina o nel CAD, nel codice di amministrazione digitale, la nomina è un obbligo, e quindi si fa che presto, vanno nell'elenco nazionale, controllano tutti i comuni che hanno un RTD. Se non c'è il nome, arriverà una notifica, una segnalazione. Dopodiché la procedura è quella che ho illustrato. Vi chiederanno di procedere alla nomina. Se non lo fate entro i 90 giorni, attiveranno un processo, un avvio di procedimento per emanare una sanzione di tipo dirigenziale. Siccome la nomina dell'RTD del sindaco deve essere fatta all'interno delle dirigenti, insomma, dopo si troverà, la sanzione verrà emanata nei confronti dell'ente. Questa a suo tempo era arrivata anche una lettera dal Ministero che diceva di procedere, insomma. Poi anche il PNRR, se non avete forse il PNRR non è un obbligo avere il nome dell'RTD, però diciamo è un'opportunità che è meglio evitare, insomma, di non trovarsi in questa situazione. Nel documento accessiamo ai portal è riportato accessibilità che la regione aveva metà documento e mette più in basso il medio l'invio della segnalazione lascia spazio all'ente. È un refuso, sono due recapiti differenti per scopi differenti. Sì, allora sono, diciamo, due mail che hanno due scopi differenti. Il primo è quello di regione, che riguarda, diciamo, l'accessibilità del portale nella sua struttura complessiva. Potrebbe dare, diciamo, portare confusione, per cui diciamo che è possibile anche eliminarlo. Invece è importante che ci sia quello del recapito dell'ente, in quanto è l'ente responsabile della dichiarazione, è l'ente responsabile dell'accessibilità. La struttura potrebbe essere accessibile, ma i contenuti pubblicati in maniera inaccessibile, e quindi alla fine tutte le osservazioni vanno gestite dall'amministrazione. Quindi in questo caso, grazie del suggerimento, probabilmente a questo punto conviene eliminarlo, perché potrebbe disorientare l'utente nella segnalazione. Viceversa, se lo fa una volta che l'amministrazione riceve la segnalazione, poi potrà inviarla al call center regionale per ottenere la risoluzione dei problemi di carattere tecnico. Va fatto per ogni sito web, anche per il sistema di prenotazione della mensa e il portale dei pagamenti. Giusto, è vero. E quindi se avete un sistema di prenotazione della mensa che è fornito da un fornitore terzo,
utilizzate la nota tecnica, gliela inviate, gli chiedete di rispondere attraverso la nota tecnica e di darvi la valutazione dell'accessibilità del vostro sito in base all'esito e al contratto che avete, potete chiedere l'adeguamento. Nel frattempo compilate la dichiarazione e ricordo che nei contratti il rispetto delle normative in merito all'accessibilità è un obbligo che quindi va, se non è stato messo diciamo, in maniera esplicita, è comunque implicita. Mi sembra di aver risposto a tutte le domande, mi sono perso all'inizio, mi sembrava che la maggior parte fossero è stata data risposta. Qui c'è una dichiarazione di accessibilità anche per i siti satelliti. Una precisazione riguardo a una Sì. domanda che era stata posta precedentemente, ovvero i social network, precisazione che riguarda in realtà tutte le comunicazioni tra amministrazione e cittadino. È una cosa abbastanza base se vogliamo, ma che ancora troppo spesso si riscontra. La raccomandazione, anche se utilizzate piattaforme esterne, è quella di, nel caso pubblichiate allegati, ad esempio in formato PDF, accertarvi che siano PDF accessibili. Sì. Poi l'ultima cosa, sì, sui siti satelliti istituzionali. Allora, alla fine il responsabile della dichiarazione dipende da come siete organizzati. Se i siti sono di competenza dell'ente e quindi nel caso, adesso vediamo, mettono musei cittadini e teatro olimpico, vabbè, questo è teatro, diciamo così. Allora, se i musei cittadini sono direttamente gestiti dall'ente, dal comune, sono siti che devono essere dichiarati. Nel momento in cui avete invece fondazioni e altre situazioni, va verificato caso per caso, dipende dal soggetto. Però nel caso che siano soggetti, anche, possono anche soggetti privati, come abbiamo detto, ormai diciamo che non è la scadenza del 23 settembre, la scadenza è posticipata alla data che avevo illustrato prima, tuttavia dipende dal fatturato anche lì e da tante altre cose, e comunque andrebbe verificato caso per caso. Però se sono riferiti all'ente è necessario che siano accessibili e che siano anche dichiarati. Non so, avete diciamo, tra l'altro, non so, avete, come dire, prodotto un sito specifico destinato, diciamo, non so, al sociale, le famiglie, non è il sito principale, ma diciamo è stato sviluppato un sito dedicato per quello scopo. L'avete sicuramente diciamo richiesto e affidato ad un servizio esterno, l'avete realizzato internamente e quel sito, finché è gestito da voi o diciamo pagato dall'ente, rientra tra quelli oggetto di dichiarazione. Non ci sono, quindi il suggerimento che è il numero uno, cioè quello di fare l'elenco dei siti delle app, a questo scopo. Verificare quali sono, tutti quelli che ci sono, se sono satelliti, siti che sono diciamo di supporto, magari l'amministrazione trasparente se l'avete su un portale diverso da quello che è il sito dell'ente, quindi l'elenco di tutti, e vi permette poi di fare un'analisi e capire assieme ai vostri responsabili o ai responsabili stessi di capire quali sono oggetto di dichiarazione e quale no, e le motivi di esclusione. Se non sono gestiti direttamente, non avete su quei siti nessun tipo di azione possibile, potete anche escluderli, dovete trovare la motivazione. E quindi è questo l'esercizio che è proprio il punto uno, solo quello. Poi puntualmente è difficile darvi una risposta. Allora,
Per MyPay l'accessibilità è verificata, in questo caso la dichiarazione, diciamo, se sto pensando, sto ragionando a voce alta con voi, mi confronterò anche con la collega, comunque il sito è il sito regionale, mentre MyPortal sono tanti siti che sono sviluppati con la stessa tecnologia, quindi ogni portale ha un link specifico per quel determinato comune. Per quanto riguarda MyPay, non c'è questa distinzione, quindi di fatto voi usufruite di un servizio regionale e non dovrebbe essere soggetto a una dichiarazione specifica vostra, ma sarà una dichiarazione specifica di Regione Veneto. E comunque c'è la parte accessibilità e tutto quanto. Vediamo. Qualcuno ha provato a usare Mauve, però non sono riusciti a ottenere una scansione approfondita come la tua del sito Agile. Allora, intanto vi informo che Mauve è stato aggiornato di recente e quindi potrebbe essere che voi avete fatto delle prove precedentemente. Anche il fatto che possa scansionare 50 pagine non è una cosa che si veniva fatta qualche anno fa, quindi vi conviene riprovare. I risultati sono un po' difficili, sì, confermo. Su Maui potremmo anche, casomai lancerò diciamo una richiesta tra i colleghi che fanno parte del gruppo di GDA accessibilità o di GTA, nei gruppi di tecnici di animazione, per fare magari un piccolo gruppo, focus group, una mini guida tradotta e capire quali sono le possibilità. Io effettivamente, vi dico, in altre occasioni ho usato un altro strumento che è quello che è illustrato nel seminario del 2020, che ha delle limitazioni al numero di pagine, mi sembra fino a un massimo di 5, però gli esiti sono molto più leggibili. Però stiamo sempre parlando di strumenti che sono in lingua inglese, quindi oltre ad avere, diciamo, una problematica tecnica, è anche il fatto che occorre avere una conoscenza e fare un minimo di traduzione. Concessionario di servizi come ABA, contributi, paste per l'istruzione scolastica. Siccome poi il sito, se il sito è usato dai cittadini del vostro comune, quel sito è di riferimento per l'erogazione di servizi, andrebbe verificato, validato e dichiarato. Potete postare il link delle FAQ, mi sembra di averlo già fatto, a meno che non me lo sono perso. Se non ci sono altre domande, probabilmente non l'ho inviato a tutti, ma solo ai relatori e organizzatori. Il link delle FAQ sono qui. Allora, siamo andati oltre, 20 minuti oltre il tempo massimo, per cui vi saluto. Ringrazio Eleonora e Federica che ci hanno aiutato alla realizzazione di questo webinar, a tutti voi che ci avete ascoltato. E tutto il materiale sarà messo disponibile, come detto, sul sito. Eventualmente le FAQ verranno arricchite, metteremo un testo a disposizione. Ci siamo segnati alcune domande, abbiamo avuto difficoltà a rispondere, Eleonora cercheremo di approfondire gli argomenti insieme e poi vi daremo risposta. Per ultima cosa vi arriverà anche la richiesta di compilazione di un questionario di qualità del servizio, diciamo quello del webinar, da parte di Federica, e vi chiedo di rispondere a questi questionari che a noi servono per capire meglio e come organizzare meglio, insomma, gli webinar che ogni volta trasmettiamo. Grazie ancora a tutti quanti e buona giornata. Grazie. Arrivederci.